ci troviamo con Alessandro Vianella, consigliere comunale a Venezia per Prima il Veneto Punto. Oggi c'è la manifestazione dei movimenti indipendentisti che reclamano il referendum per l'indipendenza del Veneto. Qual è la sua posizione, consigliere? Beh, la posizione non può essere che particolarmente d'accordo con questa iniziativa. Noi dobbiamo avere la possibilità di esprimersi attraverso un referendum democratico, in quanto la democrazia non va mai negata. Poi sarà il popolo veneto a decidere se vuole o non vuole l'indipendenza. Io sono fermamente convinto, essendo un amministratore costantemente presente sul territorio, che l'indipendenza sia l'unica soluzione anticrisi. È il primo punto, tra l'altro, anche del programma programmatico di Prima il Veneto Punto. 10 punti per risollevare il Veneto, cioè l'indipendenza come unica soluzione anticrisi. Lei come risponde alle accuse che ha mosso il consigliere regionale del Partito Democratico Azzolin, che ha detto che discutere di questo argomento in Consiglio regionale è solo una buffonata, che i veri problemi sono il lavoro, la famiglia e i giovani? Ma io credo che ha parlato a vanvera, in quanto i veri problemi sono l'indipendenza. Se il Veneto fosse indipendente avrebbe risolto i problemi del lavoro, della disoccupazione e i problemi in qualsiasi settore, perché potremmo gestire le nostre risorse come noi vogliamo e di conseguenza risolvere parte delle problematiche che oggi sono irrisolte. Questo consigliere parla in questo modo perché sarà sicuramente uno di quelli che voterà contro l'indipendenza e quindi non vuole far vedere al popolo veneto che lui è contro la democrazia e contro l'indipendenza. Lei che risultato si attende oggi dal Consiglio regionale? Ma il risultato è sostanzialmente imprevedibile, in quanto la politica purtroppo è imprevedibile, quindi io adesso sto andando in Consiglio comunale perché ho una seduta, ma seguirò con attenzione il Consiglio regionale, in quanto voglio proprio vedere chi voterà a favore e chi contro a questo referendum. Senz'altro sarà mio compito dare notizia a tutta la cittadinanza tramite Facebook e volantini di tutti i nomi dei consiglieri che non hanno voluto votare per l'indipendenza del Veneto.